dell'an e buona giornata della paz. Sì, è vero, siamo quasi alla fine della giornata, però volevo insomma, notare insieme a vi altri questa giornata qui, la giornata mondiale della pace. È una giornata indetta dal Papa, quindi di proposta della Chiesa Cattolica, anche se tanti l'accettano come ricorrenza importante del primo dell'anno. Chiaramente il Capodanno è una data simbolica per tutti, o comunque per tantissimi. Questa giornata mi fa venire in mente tante cose, ma nel desiderio do adesso che sulla linea un po' di riflessione del Shulcarera, come ho già detto qualche settimana fa, anzi vi invito per piacere sempre a guardare il primo video dove si faceva il premesso per qualche, vuol dire, una qualcosa un po' critica, più che critica diciamo una constatazione. Mi pare di poter dire che ora, sulla pace possiamo dire tantissime cose, non sto qua ovviamente io a riassumerle. La pace in realtà per i credenti è un dono di Dio. Uno, anche chi non crede, deve pensare che è una qualcosa che si conquista, certamente non è una cosa che salta fuori dal nulla. Anche il Santo Papa Giovanni XXIII nella Pace in Terris aveva detto appunto che la pace la si realizza se si pratica la giustizia, se si persegue la solidarietà fra i popoli, se si va nella via della verità. Però ricordiamoci che questa giornata del primo dell'anno è stata indetta da Papa Paolo VI, anche il Santo San Paolo VI, Papa che mi è caro, diciamo così, è stato un po' il Papa della mia infanzia e adolescenza, perché è stato Arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, tanti motivi. Ma i papi seguenti chiaramente hanno portato avanti questa iniziativa, e una cosa che sempre hanno detto tutti, ma anche negli ultimi anni il Sommo Pontefice ha ricordato, è che insomma, una delle condizioni per la pace sarebbe quella di non produrre più armi e di non commerciarle. È una cosa che pare talmente ovvia, ma a me la roba che mi viene di osservare è che quando il Papa dice qualcosa sui poveri, su quei che scappa da situazioni di povertà, appunto l'accoglienza, i migranti, i sofferenti, tutti bravo Papa, in tutti d'accordo. Quante la gemmo fa, sia Pasqua che Natale in di anni passati, e la fa di affermazione bei net, cioè come dire, bisogna smettere di produrre armi, di commerciarle. Poi, mica sentito nessuno che la dì, bravo Papa, sì, l'hanno, per così dire, ascoltato forse, non lo so, ma mi pare che questa osservazione cada un po' nel vuoto, e questo invece è una cosa evidentemente di primaria importanza. Certo, poi la pace richiede soprattutto la conversione dei cuori, e richiede, fra altre cose, come sempre anche Montini ricordava, di un vero progresso e di una giustizia fra gli uomini. Insomma, con tutto questo mi pare pure di buona giornata della paz. Poi con un altro video vi lascerò un altro piccolo ricordo, un'altra piccola riflessione, ma che insomma sempre stando attento a quel che dice Shulcarera, e mi pare pure di che per ottenere la pace bisogna fare di roba concreta, pratica, mica domani di bei discorsi. Buona Natale anche a noi, ciao!